Faccia a faccia con Manildo, la prima uscita per il candidato presidente del centrodestra, ma restano tanti nodi politici. Zaia sacrificato sul tavolo della trattativa e la questione Lombardia con i meloniani. Proprio da Fratelli d'Italia reazioni a due facce, promessa di compattezza ma anche rammarico per la scelta finale. Sul tavolo per i meloniani ci sarebbero 5 o 6 assessorati, ora il rush finale delle liste. Il candidato del centro-sinistra sfida Stefani su sanità e sociale, serve cambiamento, martella ironico, per avere un avversario ci è voluto un pellegrinaggio tra Roma, le Marche e la Calabria. Oltre 1 milione di spettatori al giorno, Media Nord-Est è il network di televisioni locali primo per ascolti in tutta Italia, a sancirlo i dati Auditel di settembre che confermano Antenna 3 prima TV in tutto il Nord-Est. Muore a 17 anni travolta da un'auto mentre attraversa sulle strisce pedonali, tragedia a Precenicco in provincia di Udine, la vittima stava andando a scuola. Nella notte a Bassano del Grappa comando assalta un'azienda Orafa bloccando le strade di accesso con escavatori, mettendo fuori uso tutti i sistemi di sicurezza, sfondando un muro, fuga con oro e gioielli. 9 ottobre 1963, 62 anni fa la tragedia del Vajont a Fortogna, nel pomeriggio la cerimonia al cimitero delle vittime, stasera alle 21 il documentario di Media Nord-Est, L'eco del fango. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta dunque con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Prima uscita ufficiale oggi a Padova per il candidato presidente del centrodestra alla regione. La priorità andrà al sociale, dice Alberto Stefani, ma restano tanti nodi politici. Il sociale sarà il primo punto del nostro programma di governo per la regione del Veneto. Il Veneto ha davanti a sé sfide nuove, l'invecchiamento della popolazione, l'aumento del disagio giovanile, l'incremento delle patologie croniche e neurodegenerative. Abbiamo bisogno di un Veneto che si faccia comunità in cui nessuno resti da solo. Parte dal sociale la campagna elettorale di Alberto Stefani, ospite a distanza del confronto elettorale organizzato a Padova dalle realtà del terzo settore, il primo banco di prova da candidato presidente del centrodestra con lo sfidante Giovanni Manildo. Si trovava a Roma il deputato Stefani, alla Camera il voto che ha salvato dal processo al Masri i ministri Nordio e Piantedosi. Una giornata tesissima per la maggioranza chiamata a serrare le file, così come è avvenuto poche ore prima proprio per la scelta di Stefani e dei candidati presidenti di Campania e Puglia. Una ufficializzazione, quella del segretario veneto del Carroccio, che si è trascinata per ore, giorni, settimane tra compromessi e tattica con gli alleati concorrenti di Fratelli d'Italia che di fatto hanno chiesto e pare ottenuto il disinnesco della bomba Zaia. Tramontata definitivamente l'idea di una lista del governatore uscente, pare che il nome di Zaia sia stato cancellato anche dal simbolo della Lega in fase di ultimazione. Ho letto anch'io agenzie ma non ne so nulla di questo, visto considerato che siamo in una fase ancora di capire se farò il capolista o no. Ancora non sono nelle condizioni di dirvi come sarà la mia corsa, se la farò, e quindi c'è solo da attendere qualche giorno, poi vi dirò. E mentre Zaia non sa nemmeno se ci sarà, testuali parole, da Roma partono segnali e agenzie ispirate. Fonti del partito della Premier fanno sapere che i fratelli non avrebbero preclusioni su Zaia come presidente del Consiglio regionale, un'apertura che sa tanto di retrocessione quanto eventuali ruoli ombra e il diretto interessato a scansare equivoci. Io non ho mai creduto a Grande Fratello, lo sapete. Sono stato presidente di provincia, non sono più entrato in provincia dopo la mia uscita. Idem col ministero e idem farò qui, nel senso che se non ho coinvolgimento con cariche non trovo assurdo che ci sia qualcuno che è convinto da fuori di governare. È una roba anche meschina oggettivamente. Darò il mio sostegno a Stefani, assicura comunque Zaia, e da Trieste Federica sembra battezzare il passaggio di testimone. È una persona molto capace, sta facendo molto bene l'attività da parlamentare e da segretario della Lega in Veneto, quindi ha tutte le capacità per farlo, e l'esperienza penso che troverà tutto il supporto di Luca e della squadra che gli è stata vicina in questi anni. In Lega l'alternativa a Stefani qualcuno non l'aveva nemmeno contemplata, altri erano pronti all'Armageddon politico, si intende. Lo dicevo da mesi che per la Lega il Veneto sarebbe stata la linea del Piave, un punto dal quale non si poteva arretrare, e questa linea ha tenuto.
Il Veneto per il nostro movimento non è una regione, è la regione. Ma quanto a ovest si spinge questa linea del Piave? Già perché il segretario della Lega Lombarda, Massimiliano Romeo, ha fatto sapere che il Carroccio vuole anche la Lombardia, altro che scambio, Lega a Venezia, Fratelli a Milano, magari con elezioni anticipate al 2027. Il gioco a scacchi sull'asse Lombardo-Veneto continua. Via libera a Stefani, ma Fratelli d'Italia farebbe il pieno di assessori, almeno 5 o 6. Questo è il risvolto del compromesso trovato tra i leader del centrodestra. Stefani non sarà lasciato solo, dice Luca De Carlo. Il mio amico Alberto infatti non sarà solo né in campagna elettorale, ma soprattutto non sarà solo una volta vinte le elezioni. Fratelli d'Italia infatti sarà al suo fianco, occupandosi di temi che i veneti hanno dimostrato di ritenere strategici. Fratelli d'Italia quindi non lascerà solo l'amico Stefani, ma quella che sembra una dichiarazione di supporto pieno in Lega già suona come una minaccia non tanto velata, se è vero che sul tavolo della trattativa Fratelli d'Italia avrebbe incassato 5-6 assessorati tutti di peso, a partire da quello della sanità, materia che da sola cuba il 90% delle risorse regionali, e poi ancora l'agricoltura, il bilancio, i lavori pubblici, la formazione con l'istruzione. Nel caso di elezione Stefani non sarà un uomo solo al comando, fa intendere De Carlo, che comunque non nasconde una certa delusione. In Veneto Fratelli d'Italia ha toccato il suo record nazionale accarezzando il sogno di conquistare Palazzo Balbi. Certo, per Fratelli d'Italia resta il rammarico, stante i risultati ottenuti negli ultimi anni, è ormai consolidato radicamento sul territorio che ci avrebbe consentito di mettere in campo persone serie, preparate ed autorevoli. Ma si sa, i partiti guida hanno responsabilità che vanno oltre i propri numeri. Tra queste c'è proprio quella di tenere compatta la coalizione. Pura ragion di Stato, mentre di rammarico per un esito diverso da quello che molti di noi auspicavano, parla il presidente dei meloniani trevigiani, Claudio Borgia, ma nel partito della Premier nessuno contesta la decisione finale di Meloni, si ingoia il rospo e avanti. Chi aveva vaticinato l'esito, eppure la tempistica fin dall'inizio, è il forzista Flavio Tosi. La figura di Alberto Stefani, parlamentare, sindaco, peraltro come sottoscritto, dimostra competenza, capacità, conoscenza del territorio. Anche noi come Forza Italia avremo liste con amministratori, amministratrici, tutte persone che sanno governare. Già calato nel clima da campagna elettorale il moderato Antonio De Poli. Con la candidatura di Alberto Stefani a presidente della regione, il centrodestra unito e coeso decide di non disperdere il patrimonio politico accumulato in questi anni in Veneto, forti dei nostri valori, come recita il nostro motto. Scelto il candidato, ora è rush finale per le liste. Se stagione nuova deve essere, i volti potrebbero non essere gli stessi. Per qualcuno la vera sfida è questa, quella della sopravvivenza. Altro che continuità, al Veneto serve cambiamento, così il candidato presidente per il centro-sinistra invece Giovanni Manildo, che ha avuto il primo confronto con il rivale Stefani su sociale e sanità oggi a Padova. Ho letto che Stefani si pone in continuità, ecco, io ritengo che invece il Veneto abbia bisogno di un cambiamento. Giovanni Manildo, candidato presidente del Veneto per il centro-sinistra, si trova finalmente davanti un rivale in carne e ossa e non più solamente un nome, sebbene la scelta di Alberto Stefani costituisca una conferma più che una sorpresa. A poche ore dall'annuncio i due si trovano subito a confronto sul tema dei temi sanità e sociale da affrontare senza polemiche, dice Manildo, e senza tifoserie. Ai due candidati vengono sottoposti i bisogni del sistema sociosanitario dei prossimi 5 anni. Una diagnosi che indica delle criticità, indica un fabbisogno di 30 milioni per il passato e per il futuro molto più alto. L'impegno concreto è che queste risorse debbano essere assolutamente trovate. Manildo predica fair play e concretezza su questo fronte, non risparmiando però alla coalizione rivale l'ennesima frecciata sui tempi e i modi in cui è stato scelto il candidato presidente. Le logiche sono state la negazione dell'autonomia, è stata chiaramente una decisione romana, però finalmente anche per il rispetto dei veneti si incomincia a parlare di temi, a confrontarci. La decisione calata dall'alto dai palazzi romani a cui il centrodestra veneto ha dovuto sottostare è il tema che riprende anche il segretario regionale del Partito Democratico Andrea Martella, parlando di accordo spartitorio per arrivare al quale, dice, è servito un pellegrinaggio tra Roma, le Marche e la Calabria alla faccia dell'autonomia. Come se a loro
dei problemi del Veneto non interessasse nulla. Noi invece da tempo con il nostro candidato Giovanni Malindo e con la nostra coalizione abbiamo messo al centro i temi della sanità, del lavoro, dei giovani, e cioè le grandi questioni su cui è necessario produrre una svolta per la nostra regione. La montagna ha finalmente partorito il topolino dopo mesi di tira e molla, rincara Andrea Zanoni di Alleanza Verdi Sinistra, che incalza subito Stefani sul programma. Io sono curioso di capire cosa ne pensa Stefani della centrale nucleare in Veneto, di come risolvere il buco gravissimo, pesantissimo della superstrada pedemontana veneta, la questione delle liste d'attesa e il fatto che 500.000 di veneti sono senza medico di medicina generale. Per Manildo, che ipotizza in caso di vittoria la costituzione di un assessorato alla partecipazione per riaprire la regione ai cittadini, saranno sanità e consumo del territorio i campi in cui si concentrerà il confronto con l'avversario. La politica del lasciar fare, la politica di non avere una regione più regista, più capace di prendere delle opportunità, penso che questo sia il vero tema, quindi avremo un confronto sulle proposte concrete. Parliamo di noi, del nostro network adesso, perché Media Nord-Est è il network di televisioni locali primo per ascolti in tutta Italia. A sancirlo i dati Auditel di settembre, che confermano anche come Antenna 3 sia la prima TV in tutto il Nord-Est. Più di 1 milione di telespettatori ogni giorno a confermare come Media Nord-Est sia sempre il primo network di TV locali in Italia per ascolti Auditel. È un nuovo record per il nostro gruppo anche nel mese di settembre, con la conferma di Antenna 3 prima TV in tutto il Nord-Est con oltre 465.000 telespettatori ogni giorno. Il nuovo inizio della stagione televisiva, la riapertura di approfondimenti e talk show conferma l'assoluta leadership di Media Nord-Est in Italia e Antenna 3 nell'intero Nord-Est. È un successo straordinario per le nostre emittenti, che registrano quotidianamente oltre 1 milione di spettatori. Primi assoluti tra le TV locali in Italia, seguiti dalla lombarda Mediapason, partecipata sempre da Media Nord-Est con il 25%, e poi il gruppo Telenorba sul terzo gradino del podio. Centrali nel dibattito politico, economico e sociale dei nostri territori, guidati dal faro dell'attenzione per i telespettatori e le priorità delle nostre comunità. Media Nord-Est è sempre più leader, non solo a Nord-Est, ma nell'intero panorama televisivo italiano. Grazie a voi che ci scegliete ogni giorno, perché in fondo, se qualcosa succede, lo vedi su Media Nord-Est. Se vuoi che qualcosa succeda, devi essere su Media Nord-Est. La cronaca adesso, e partiamo dall'investimento mortale alle 6:30 di questa mattina lungo via Briana Precenicco, siamo in provincia di Udine. La vittima, Alice Morsanuto, 17 anni, viveva a 200 metri dal luogo del sinistro. Io ero appena venuto giù, che stavo sopra, no, a dormire. Sono venuto giù, ho aperto la finestra e vedo lampeggiante, l'ambulanza, ho detto, e vedo che si ferma, ho detto, si è preso male a qualcuno, ho pensato, no? E invece io sono venuto fino sul portone perché il cane abbaiava, no? E ho visto che si è fermata lì e sono andato fuori e ho visto qualcuno intero. La tragedia si consuma in pochi istanti. La giovane Alice Morsanuto, studentessa del Sello di Udine, come ogni mattina fa il percorso che dalla propria abitazione la porta alla vicina fermata del pullman. Attraversa la strada nello stesso momento del passaggio del furgone condotto da un 35enne di San Giorgio di Nogaro, dipendente di una ditta di Spinea. L'impatto è inevitabile. Alice viene caricata sul vano motore e catapultata circa una decina di metri dal punto della collisione. L'uomo alla guida sul furgone si ferma, accorre in suo aiuto, mentre Alice, per i forti traumi subiti, si trova agonizzante a terra. Le grida disperate di aiuto che svegliano tutti coloro che vivono nelle abitazioni del perimetro dell'incidente. La chiamata urgente alla Sores e la tranquillità viene squarciata dal suono sinistro delle sirene dei carabinieri, ambulanza e vigili del fuoco. Il rumore assordante dell'elicottero del 118 che atterra di fronte alla villetta dove Alice vive con i suoi familiari.
Il fratello gemello Lorenzo da poco salito sulla corriera per raggiungere la scuola. Il papà si precipita di corsa per capire cosa è accaduto e davanti a lui appare una scena straziante, sua figlia a terra in un lago di sangue che spira pochi istanti dopo. Il drammatico racconto di un testimone. La bambina stamattina ho detto questa qua è morta perché ho trovato una scarpa nel giardino di là, una sul tetto là di sopra, sul tetto è andata a finirla. Come ha fatto andare? Quell'altro si è fermato più avanti, dopo sono andato vicino, gli ho chiesto mio genero lì, ho detto la ragazza che abita lì. Purtroppo è grave, aveva nome come mia nipote. Un comando di professionisti, almeno 10, quello che la scorsa notte ha assaltato un'azienda orafa a Bassano del Grappa con un bottino a quanto pare ingentissimo. Tutto pianificato nel minimo dettaglio messo in atto da un comando di professionisti. Erano le 2:30 quando in via dei Tulipani una banda che non ha lasciato nulla al caso ha assaltato l'azienda orafa Alessi Domenico SPA. Bloccate le vie d'accesso alla strada principale dell'area che si trova nella zona industriale di Bassano a ridosso del quartiere Pre, i banditi sono entrati in azione con una precisione millimetrica, sfondando uno dei portoni dell'azienda con una piccola macchina operatrice. Nonostante l'entrata in funzione del sistema di sorveglianza e l'arrivo di carabinieri e vigilanza, i malviventi hanno fatto irruzione nell'impresa specializzata nella lavorazione di gioielli e metalli preziosi. Ingente il bottino in via di quantificazione, affranti i titolari che già 2 anni fa avevano subito un tentativo di furto che, per permettere rilievi puntuali, hanno deciso di chiudere l'azienda fino al prossimo lunedì. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri a cui sono state affidate le immagini registrate dai sistemi di sicurezza dell'azienda, che sta fornendo la massima collaborazione alle autorità perché furti simili, numerosi negli ultimi anni, vengano evitati ad altre aziende della regione. 62 anni fa l'Apocalisse del Vaillant, nel pomeriggio a Fortogna, la cerimonia per tener vivo il ricordo. Costruire nuove case e nuove strade è stata la cosa più facile. Cercare di ricostruire cuore e anima richiede molto di più di una vita intera. Perché lui c'era, ancora ragazzino e oggi sindaco del paese della Diga, quel giorno lo ricorda così. Il 9 ottobre è una storia lenta che poi accelera inesorabilmente e infine si ferma. Il 9 ottobre è profondo lutto e ai longaronesi e a noi ertocassanesi ha tolto tutto. È il bianco, il vuoto, il silenzio, la morte. Perché la mattina dopo, quando si è fatta un po' di luce, non c'era più niente. I paesi, le genti, tutta la vita di prima spazzati e cancellati in pochi minuti. Avevo 13 anni nel 63 e oggi sono uno dei 150 superstiti diretti del disastro residenti a Vaillant. 9 ottobre 1963 una frana colossale si staccò dal monte Toc precipitando nell'invaso del Vaillant. L'onda causata dall'impatto in pochi attimi travolse Casso, parte di Erto, Longarone e altri centri del fondovalle. Le vittime furono quasi 2000. Per loro venne eretto il cimitero monumentale di Fortogna, dove ogni anno vengono ricordate. Sono passati 62 anni, ma quella tragedia resta viva e presente nella coscienza collettiva del paese. Ci sono stati quasi 2000 morti e non sono stati morti legati a una calamità naturale, sono dei morti che sono legati a degli errori che dietro nascondevano anche qualcos'altro. Errori umani sollecitati da interessi che hanno condotto a delle scelte sciagurate che hanno portato appunto a quasi 2000 morti. 62 anni dopo il Vaillant resta una ferita aperta e un monito prezioso, una tragedia che diede vita a una solidarietà che ancora oggi è testimonianza indimenticabile di responsabilità civile.
62 anni e c'è chi per la 10ª volta vi partecipa da vescovo. Io sono rimasto davvero sorpreso in senso positivo anche ieri con le rappresentanze dei partner di gemellaggi e di patti di amicizia, e il racconto di loro, il coinvolgimento di loro mi ha proprio toccato. Lo vedo combinabile con quello che sta succedendo sulla pace che si sta concretizzando anche di lì. Lo sento convergente, è una interpretazione del tutto al Vajont. È tutto, grazie per averci seguito, ora le previsioni del tempo. Una buona serata, arrivederci.